1 milione di euro, questa è la cifra stanziata dalla Regione per le celebrazioni del 50° anniversario della tragedia del Vajont. L'assegno è già stato consegnato al Comune di Longarone. Ma noi abbiamo stanziato 1 milione di euro in occasione dell'anniversario per fare tutta una serie di opere. Quella più significativa sicuramente è quello di rendere maggiormente fruibile l'area della diga. Una cerimonia simbolica per consegnare l'assegno regionale al Comune di Longarone. È così che si è voluto dare ufficialmente il via a questo 2013, che per il Vajont sarà l'anno della memoria. I soldi stanziati finanzieranno il recupero e la messa in sicurezza della strada del Colomber, il percorso sui luoghi del disastro provocato dalla diga. La via che collega la Valle del Piave ai paesini friulani di Erto e Casso finora veniva aperta un unico giorno all'anno e solo un numero limitato di persone vi poteva accedere. Ma ora, grazie al nuovo progetto che prevede anche la realizzazione di una passerella pedonale davanti alla diga per unire i due versanti della valle, la strada sarà percorribile 12 mesi all'anno. Il 50° anniversario sarà un momento particolarmente significativo che vuole ricordare le 1910 vittime che abbiamo avuto, ma soprattutto che vuole guardare anche avanti, quindi cercare di trasmettere alle giovani generazioni quello che è stata questa tragedia. Tante le iniziative del 50° con le quali si spera anche di riuscire a creare prospettive di sviluppo turistico per questa terra. Confermata la tappa del Giro d'Italia del 15 maggio, il raduno nazionale della protezione civile a metà settembre e il convegno internazionale dei geologi. Tutto in attesa della giornata clou, il 9 ottobre, quando potrebbe fare il suo arrivo sulla diga anche il nuovo Presidente della Repubblica. Domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Nicolò a Mira si svolgerà